da che parte ti vieni, da parte parli un po' di dialetto. Della provincia di Milano. A Milano. Però sai intendo, ma no? Madonna. Basta che non si mica te vedi, dopo tra di noi non si intende, me la misco, ma non si intende. Sì. A noi mi piace parlare in dialetto, no? Allora lei le dovrà imparare a parlare in milanese. Mi parla il dialetto. Allora appena che tu... milanese. Sì, però mio padre è bergamasco. Bergamasco. E la mia mamma non mai parla in dialetto. Bergamasco è bravo in in bravi, sì. Sostanzialmente per la Svizzera lavorare. Bravissimi. Era tanti bergamaschi. Sta in Bergamasco. Ormai in gli alpini, è Bergamasca, Bresciana, a volte lì. C'è 3 province lì a completa gli alpini. Ma lui, Svizzera, ma lui si intendeva bene anche con i bergamaschi a parlare in dialetto? Ma non un dialetto. Sì. Capisci che si parla bergamasco. E loro le intendevano a lui? A lui lo intendeva me. Sì. Dopo c'è proprio una quella parola, perché il nostro dialetto è difficile. Però lui di Milano capisce tutto scopo. Come il romancio. È romancio, sì, le compagne del romancio. È il nostro dialetto, però non si intende, con tutti. Ma quando era su in Svizzera, quanti anni aveva? Lui. Sei giovane. E intra de Vialter parlavo. Si era lì, lavorava in cantina, non si era tutti insieme. E se parlavano italiano? Bergamasca, Bresciana, Comasca, Comasca, Milanese era mia età. Però parlavo noi in italiano. Tutto in dialetto bergamasco, dialetto Vattellin, Bresciano, tutto in dialetto. Luca sa parlava mai in italiano? No. Nei suoi parlava in italiano? Allora parla poco l'italiano. A sua forza mica tiene tutte le parole. È normale. No, però a me interessa che la roba che una volta si parlava tra bergamaschi e questi chi della Valtellina, Cumaschi, si parlava sempre in dialetto. Sempre in dialetto, guarda, a me da quella parte sono andato, ho sempre parlato dialetto con tutti, c'è bergamasca, bresciana, Cumasca. E tra Bressan e Cumaschi e quelli della Valtellina si parlava mai in italiano? Mai in italiano. Sempre il dialetto. E per la Svizzera è stesso. Per la Svizzera è stesso. E che mai capita di parlare insieme a un di Pavia o di Cremona? Qualche ragione? Sì, in Capauesi risulta... con qui magari le capivo meglio. Era più difficile? Ai toscani le capivo meglio il mio dialetto. Se valori mandavano agli alpini. A lavorare come me Asen. Come Asen, Ieri a fare la festa di alpini che è Cataiti, le cose delle messe. Ho visto che era fuori al cartello. La gente si portava. Da Brescia, per esempio la cecchina, era da Brescia, la parlava, si capiva benissimo perché... E lei la parlava in bresciano? Bresciano, sì. E se intendevo? Sì. Ma sì, ma lei... Perché è interessante, la cecchina era bresciana, la lavorava lì insieme a te e parlavo. Benissimo, il suo dialetto. Ma sì, si capiva benissimo. Quante mi la cecchina, tante famiglie, tutti in gruppo, tutti di Brescia. E anche a lavoratori di altri parlavano milanese e chi tu sai lì parlavi in bresciano. Parlavo in bresciano, mi parlavano, ma le pressappochi stessi. E allora lì si parlava, per quanto si trovavano al tavolo insieme, tutto quel che si faceva si giocava insieme, tutto quel che si faceva si parlava ognuno alla nostra maniera, ma si intendevano bene, dopo si erano quei costi, come si me lega, e non dicevano, ma cosa vuol dire si me lega? Cosa vuol dire si me lega? Allora da un lato, se ti dico cos'è, e sono cosa di, ti dice si me lega, e gli altri si dicevano, quando veniva il lampo, diceva, ecco, gli altri commercialmente non sterlisce. E non diceva, no, non dice si me lega. Ecco chi rubet, chi, ma che, si capiva bene. Una parola. Allora, ti mi dicevi che facevi i formaggi qualche tessera di figlio, no? Sì. E due che ti facevi? Sul cremonese, pandin, quella zona lì. Di Cassin, Di Cassin. Lì gira pandin. E ti facevi tal grande? Solo tu? Sì. Ovviamente tu parlavi in dialetto, no? Sì. E ti, con quella cremona, parlavi che maniera? Parlavi tanto dialetto? Io parlavo in dialetto, poi là parlano con una tendenza però si capiva.
Che si capiva allora che erano bisogno di parlare. Noi vari cunili, diciamo i cunili, là diciamo i dunei. I dunei. Però se faceva svelta capisci? Sì, No? sì. E ti che dialetto parlavi? Mi parlava il milanese, che poi si capiva anche so. Ecco, che si capiva anche. Sì. Erano bisogno che loro cambiava la sua maniera di parlare e ti cambiava la tua perché Si capiva. si capiva tutto.